Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Settima giornata del campionato B-Win, un caloroso benvenuto dal San Nicola di Bari, dove arriva il Livorno di Novellino, forte degli 11 punti in classifica e della seconda miglior difesa del campionato. Bari invece che proverà a non pensare alle vicende extra calcistiche, probabili 2 punti di penalizzazione che verranno inflitti alla società della famiglia Matarrese, rea di non aver pagato entro la scadenza gli stipendi del trimestre aprile-giugno 2010. Protesta nazionale anche contro la tessera del tifoso. Il Bari sa di dover centrare la sua prima vittoria in casa al 7° minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore svizzero Borghese con i suoi 197 centimetri a battere l'estremo difensore Bardi. Indisturbato il difensore è libero di pennellare un colpo vincente alla destra dell'estremo difensore del Livorno. Rivediamo come è libero di svettare il giocatore. Ma all'11° è ancora Borghese di testa in condizioni di beata solitudine a sfiorare il 2-0. Si dispera il giocatore e al 18°, 7 minuti più tardi, ancora palla gol per il Bari. Pallonetto morbido questa volta di Marotta, ma ci arriva a sventare il pericolo Miglionico. Dopo 12 minuti al 30° il Livorno prova a rialzare un po' la testa, prima occasione in cui si vede protagonista la squadra di Novellino. Rampi manca il colpo del pari. E 2 minuti più tardi un grosso recupero ancora del Livorno con Dionisi che fa una serpentina e colpisce il palo esterno. Niente di più in questo primo tempo, il Bari va avanti con un risultato sicuramente positivo. Si riparte nella ripresa con il Bari forte del vantaggio maturato nel primo tempo. Nessuna modifica sull'asset tecnico-tattico di mister Novellino che conferma l'11 iniziale. La prima azione pericolosa però è proprio sui piedi del Bari che dalla destra prova a manovrare il cross in mezzo e bravo Miglionico a sventare lo spauracchio. Il Livorno come nel primo tempo si rialza a tratti, in questo caso dalla sinistra il cross pennellato sulla testa di Paulinho. La palla finisce sul fondo di poco. E ancora il Livorno che ci crede, Novellino suona la carica, il cross in mezzo, la palla sventata dalla manna, il tiro di Genevieve, bravissimo ancora l'estremo difensore del Bari che alza sopra la traversa. Nel capovolgimento di fronte, in questo caso ancora Livorno davanti, è buono il momento della squadra di Novellino, però il tiro di Miglionico senza offesa. A 10 minuti dal termine circa il Bari sa che è schiacciato nella sua area, quindi prova con Kopunek al 34° minuto il tiro che potrebbe chiudere la partita sul 2-0, ma la respinta e il successivo capovolgimento di fronte con Dionisi che prova il suo sinistro di qualità. E allo scadere ancora Kamil Kopunek con un tiro sul fondo, l'ultima azione del Bari perché a pochissimi minuti dal termine è Luci allo scadere che prova a mettere i brividi alla difesa del Bari. Ma finisce con il risultato di 1-0 per i pugliesi, 90 minuti che gli sorridono con i 3 punti che portano così la squadra di Torrente a raggiungere proprio il Livorno di Novellino, che con questa sconfitta mette in bacheca la sua prima sconfitta esterna.